In questi giorni stiamo portando a compimento la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, un edificio che, inaugurato probabilmente nel prossimo mese di maggio, andrà a offrire spazi che si sono resi necessari in seguito all'ampliamento delle attività del nostro Istituto Universitario Salesiano qui di Venezia. In modo particolare ci siamo ritrovati ad avere sia un numero molto elevato di studenti che aderiscono alle nostre proposte formative, sia di altre attività e iniziative per cui gli spazi che fino adesso abbiamo utilizzato si sono rivelati insufficienti. Questo nuovo edificio ospiterà una ventina e forse più di uffici, una dozzina di aule per la didattica, oltre che altri spazi e ambienti per la vita degli studenti universitari, per la vita della comunità salesiana che anima e gestisce l'università, la cappella universitaria ed altri servizi che stiamo cercando di implementare a favore dei nostri studenti. Il numero dei nostri studenti in questi anni è andato crescendo in maniera considerevole, in modo particolare quest'anno abbiamo avuto, possiamo dire, un boom di iscrizioni che ci ha costretto addirittura ad anticipare i termini e la chiusura delle iscrizioni. Attualmente noi lavoriamo su 3 ambiti disciplinari: la psicologia, le scienze dell'educazione e le scienze tecniche della comunicazione grafica e multimediale. Per ciascuno di questi curricoli abbiamo la laurea triennale, la laurea magistrale e una serie di master universitari di primo livello. Il numero degli studenti attualmente si aggira attorno ai 1200, con circa 130 docenti che seguono i diversi corsi e diversi insegnamenti. A questi docenti si aggiungono poi altri circa 30 invitati e professionisti che insegnano o portano la loro esperienza all'interno dei master.